siamo praticamente consumati tutto il quarto d'ora accademico per 18 previste, sono molte 18 e 15, possiamo anche dare inizio a questo nostro incontro. Intanto grazie per la vostra presenza, visto che questo sono un bel parterre molto ricco per quanto riguarda il mondo della musica in Sardegna, e poi siamo insomma nella istituzione musicale della città di Cagliari, e per questo sono anche grato al professor Villegno insomma, che ha avuto modo insomma, di organizzare questo incontro di presentazione di un lavoro molto importante, una pubblicazione editoriale di Ireneo Massitta, che ha realizzato con la collaborazione a proposito del mondo della musica in Sardegna, di un lavoro che, come dire, fissa in qualche modo questo, non so perché, ma succede che ogni tanto queste cose geniali delle casse a batterie hanno questi strani suoni. Insomma, è fissa su pentagramma i codici della musica del nostro patrimonio popolare. Sempre peggio, sempre peggio. No, ma deve essere sicuramente vero, a meno che non siate voi santi, perché sono tutti aperti, quindi li abbassiamo un pochino. E questo serve anche per dare fastidio mentre uno parla, così spezza, si ricorda più quello che stava dicendo. Invece diciamo che è molto importante questo lavoro, come abbiamo detto, perché insomma si parla di quello che è il mondo della musica popolare, però insomma attraverso una documentazione. Adesso non si sente più niente. Una figata questa cosa, proprio ho fatto bene a portare questo in piano. Conviene passare il nostro. Sì, no, vabbè, adesso vediamo un attimo che cosa succede, poi eventualmente li abbassiamo. E quindi insomma stasera ci ritroviamo a discutere su un argomento particolarmente stimolante, perché Ancias in armonia è, come recita il sottotitolo, il ballo sardo su spartito. Questo avvenimento è così importante insomma in questo tempo, voglio dire, perché noi stiamo parlando del ballo sardo, quindi di un patrimonio popolare collettivo, di una tradizione profondamente radicata nella nostra terra, che le generazioni che ci hanno preceduto, i musicisti, ci hanno portato insomma la loro ricchezza con queste sonorità che appartengono alla tradizione orale, ma che adesso insomma in questo tempo così preciso vengono fissate su questo lavoro. E noi parleremo tanto dell'importanza di questo lavoro, ma anche come nasce l'idea insomma di voler fissare appunto su spartito le frasi, le notas, quindi tutta l'architettura sonora che regola almeno una decina, 12 balli principali, insomma, sono 20 con 12 musicisti che hanno partecipato insomma, a questo progetto. Io vorrei che fosse Roberto a fare la prima domanda a Ireneo, perché poi diventerà insomma, una chiacchierata piacevole, quella che ci intratterrà insomma, per andare a scavare, per entrare dentro e sfogliare insieme questo libro e capire veramente il senso più profondo e l'utilità che poi ha questo lavoro, non soltanto in Sardegna per i giovani che si affacciano a questo mondo, ma anche come dire, in una visione che andrà poi oltre i confini territoriali. Cominciamo con te, Roberto. Allora, grazie ancora della possibilità. Grazie a te come sempre per la precisione in cui in qualche modo ci fai entrare in questa dimensione appunto delle pratiche di tradizione orale. La divulgazione di questi aspetti è una cosa, parlavo adesso con l'amico Giuseppe Orru, è sempre molto, molto delicata, nel senso che molto spesso fare una divulgazione che riesca a tenere insieme qualità con chiarezza è estremamente difficile. L'importante da questo punto di vista è sempre un alleato prezioso per noi che in qualche modo molto spesso siamo abituati anche a utilizzare anche terminologie tecniche, eccetera. C'è sempre bisogno di una mediazione. Innanzitutto, grazie a Ireneo per essere qui con noi, vi porto i saluti chiaramente del direttore, la professoressa Paola Cogliano, il vice direttore maestro Angelo Castaldo, che hanno reso possibile appunto questa serata all'interno di questa istituzione che da diversi anni accoglie corsi di musica tradizionale. È un termine ombrello che appunto accoglie sia
studenti di Launendas, ma soprattutto i nuovi corsi di indirizzo etnomusicologico che mirano proprio a creare una nuova figura di operatore musicale, culturale, che sia a suo agio con gli strumenti della tradizione, che sappia maneggiare la musica diciamo colta, la musica che si fa in accademia, cioè quella che vedete qui dietro alle mie spalle, con la figura immanente del pianoforte nero che rimanda veramente tutto un mondo musicale altro rispetto al nostro, e appunto noi miriamo veramente a creare delle nuove figure, questo lo dico anche per gli insegnanti, soprattutto per i giovani suonatori che volessero veramente intraprendere professionalmente, per esempio anche diventare insegnanti di musica nelle scuole dell'obbligo, eccetera, però avendo un background di tipo tradizionale, misto in qualche modo, che si incontra ai linguaggi appunto della musica colta occidentale. Che dire, il lavoro di Ireneo è estremamente interessante, estremamente stimolante per l'etnomusicologo, perché mette in campo alcuni aspetti che sono appunto al cuore della nostra riflessione, per cui quello tra oralità e scrittura. Io vorrei chiedere appunto a Ireneo questo quali sono stati appunto i criteri che ti hanno portato poi a realizzare questo libro, ovviamente le motivazioni, e come hai scelto, chiaramente, come hai operato appunto sulle diverse tipologie di ballo. Premetto che, come ha scritto anche in maniera abbastanza incisiva l'amico e collega Ignazio Cadeto nel suo breve intervento all'inizio, quando parliamo di ballo sardo stiamo parlando di una costellazione, stiamo parlando di qualcosa di estremamente complicato che non si può veramente ridurre in poche parole, al punto che forse non potrebbe mai nemmeno esistere uno studio, come si dice, pensare un libro sul ballo sardo sarebbe veramente complesso. Perché? Perché in Sardegna il motto "Kentu Goncas, Kentu Berritas" o "Centu Goncas, Kentu Berritas", come tirato in noi capitano, è veramente quanto di più evidente. Cioè il fatto che soprattutto i balli abbiano una connotazione estremamente forte legata alla dimensione comunitaria, al paese, a piccole aree geografiche, rende veramente uno studio comparato di queste pratiche estremamente complesso, al di là di quelli che sono poi gli elementi strutturali, che quelli sì si possono bene strutturare. Ma a noi etnomusicologi il suono forse importa tanto quanto rispetto a quelli che sono i concetti, i pensieri, che è stato poi la base del suono. La musica, i nostri predecessori nei primi del Novecento cosa facevano? Studiavano le musiche, le trascrivevano, per loro era importante quello. Dagli anni 60 in poi gli etnomusicologi hanno acquisito una sensibilità diversa che gli viene dall'incontro con l'antropologia culturale, che mira soprattutto a capire il perché si fa così. Cioè quei suoni sono il riflesso di qualche cosa, cioè di una cultura intesa in senso molto ampio, che comprende tutti gli aspetti del vivere insieme, il portato della storia, il portato di figure anche emblematiche all'interno del paese e così via. Quindi il suono, cioè quello che poi scaturisce dalle mani del singolo, è qualcosa che è veramente l'ultimo step, l'ultimo passo. Prima veramente c'è tutto un mondo che entra in questo. Ecco, Ireneo, cosa mi dice a riguardo? Cioè, le motivazioni, perché poi ti sei messo a fare questo lavoro? E come hai scelto chiaramente il repertorio che poi compone questi 20 brani? Tanto buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Allora, la motivazione è quella di fissare su carta quello che viene eseguito al momento, praticamente la fotografia di questo momento qui, perché come parlavamo prima c'è stata un'evoluzione del ballo sardo dagli anni 30. Negli anni 30 veniva eseguita in maniera molto diversa, non c'era molta tecnica, difatti si ballava sul ballo tondo in maniera molto semplice, come anche a Gavoi che utilizzano ancora il tamburo, sul bippiolo, ma in maniera non è molto elaborato il ballo, tecnicamente dico. Oggi
È stato elaborato tantissimo, anche perché i ragazzi, parecchi studiano, come Giovannino Piso, che studia al conservatorio, esegue un ballo campidanese molto elaborato, perché comunque è una buona tecnica, rispettando anche quelle che sono appunto i punti, no? I punti essenziali, quelli che bisogna rispettare, perché oggigiorno si tende a andare un pochino fuori dalla logica del ballo sardo. Ci sono molte contaminazioni, tu mi hai detto prima, ma è normale, perché comunque con l'evoluzione sì, è normale, però comunque bisogna conservare, cercare di conservare quello che io vedo che stai sorridendo, perché da etnomusicologo giustamente ognuno ha delle... No, ti spiego, perché noi lavoriamo sul campo, andiamo a fare le serate in piazza e ci dicono, vedi, anche gli anziani ci dicono, questo è il ballo che veniva eseguito, lo suonava Ziu, no? Negli anni 60, negli anni 50, bravo, Vie degli Oro, ero da molto che non sentivo il ballo eseguito in questo modo qui, perché comunque è stato modificato tutto, è normale, forse anche giusto. Io ho fatto solo il lavoro per fissare i balli di questo momento e ho comunque preso come riferimento particolari zone come Nuoro, Gavoi, Orgosolo, c'è Orgosolo che è particolare, il ballo di Orgosolo, poi c'è il ballo di Teti, scusate, di Austis, il ballo di Sinna, il campidanese come viene eseguito nella zona di Cagliari, il campidanese della nostra zona che è diverso, veniva eseguito soprattutto con le Launedas e con la fisarmonica. E però sono cambiate tante cose, anche da noi adesso è cambiato tutto quanto. Anche perché alla radice di tutto c'è un'irruzione violenta quasi, che è quella di queste macchine qui. Queste sono macchine industriali che arrivano alla fine dell'Ottocento, diciamo dagli anni 80, 70-80 dell'Ottocento. C'è un processo lunghissimo, molto lento, in cui ancora noi stentiamo a ricostruirne le fasi, però siamo sicuri che arriva in quel periodo, inizialmente si appoggia alla voce e poi inizia a dar voce al ballo. Come? Sostituendosi alle forme di ballo preesistenti, agli strumenti, alle forme strumentali preesistenti, che erano sostanzialmente due. Le Launedas in Campidano, in Campidano e non solo, perché comunque poi si estendeva, e poi il canto, il ballo a tenore, infatti riprende i ritmi, soprattutto la parte ritmica, la parte melodica secondo me è secondaria rispetto, soprattutto nei balli a organetto, a quella che è la scansione ritmica dei bassi, che riporta chiaramente ai metri, alle forme metriche utilizzate soprattutto nel canto a tenore, in origine. Poi chiaramente, come hai detto tu, c'è un fenomeno ovviamente di evoluzione, che l'evoluzione poi non è mai lineare, è qualche cosa estremamente che prende le forme proprio di un albero che si ramifica, ecco. Scusami, ricordo piuttosto 30 anni fa, quando si suonava, eravamo più giovani, quando ci chiamavano a suonare, chiamavano un suonatore di ogni provincia, perché ogni suonatore aveva una sua particolarità di ballo, provincia di Cagliari, provincia di Oristano, Nuoro e Sassari. Oggi non è più così, oggi tutti suonano tutto e ballano tutto. Però io sinceramente non me la sentirei di suonare con il ballo di Ergoli, perché comunque non lo suonerei mai come lo suona il suonatore di Ergoli, anche se tecnicamente possa essere a certi livelli, perché comunque bisogna anche sentirlo, c'è il discorso di appartenenza. Il ballo campidanese gli appartiene e lo esegue in un certo modo, il ballo di Ergoli è un altro discorso, perciò ho voluto coinvolgere gli artisti del luogo. C'è infatti il ballo di Ergoli e c'è Totò Rechessa, il ballo di Austis c'è Fabio Omes, il ballo di Gavoi c'è Emiliano Costelli, eccetera, insomma, di Sinna c'è Giovannino Piso. Ti chiedo, tu come sei intervenuto? Cioè, nel senso, tu hai fatto un lavoro sulle loro incisioni o proprio hai dialogato con loro, hai lavorato con loro nell'individuare appunto quello che... Intanto ho chiesto se volevano partecipare al progetto. Giampaolo Pirelli che mi ha aiutato molto di Nuoro, è come un fratello per me, lo devo dire, e abbiamo fatto questo lavoro qui. In pratica io mi sono fatto mandare le registrazioni suonate da loro, cercando di rispettare il più possibile quello che
ti ha insegnato il tuo maestro, perché non si può dire rispetto alle tradizioni, tu potrai dire le tradizioni è una parola, no, negli anni 30 erano una cosa, negli anni 50 erano un'altra, negli anni 70 un'altra. Comunque loro il ballo che eseguono attualmente, che comunque veniva eseguito diciamo 30 anni fa, diciamo è il più fedele possibile. Loro me l'hanno inviato e io in pratica ho trascritto quello che loro hanno suonato per filo e per segno. Cioè, proprio cercando, diciamo, il 99,9% è quello, insomma. Cercando di rispettare il più possibile. Volevo chiederti, a me interessa molto questo passaggio che hai fatto, che hai sottolineato, sul fatto che per ciascuna, diciamo, superregione storica, luogo di appartenenza, tu hai scelto un musicista del posto, perché come tra l'altro accennavamo anche a questo discorso, ormai da che esiste la diffusione della discografia, la televisione stessa, con le trasmissioni specializzate come la Sardegna Canta, eccetera, ovviamente si è un po', come dire, diluita questa occasione, quindi non ci sono più, come dire, gli argini che difendono i territori dal punto di vista musicale, quindi è chiaro che a questo punto in tutta la Sardegna si suonano tutti i suoni cercando di riportare i caratteri di ciascun territorio, di ciascun musicista di quel territorio. Quindi questo è già un'operazione interessante, ritornare a valorizzare gli artisti del territorio per capire anche, per coglierne non solo l'aspetto strettamente musicale, ma proprio il carattere stesso, no, sudrancio di ciascuna di queste musiche. E poi insomma un'altra cosa che mi viene in mente interessante, che può essere un ulteriore stimolo per il vostro dialogo, è quello che, visto che Ireneo Massiglia è anche uno dei maestri che ha diversi allievi, tante scuole civiche eccetera, questo lavoro aiuta a far entrare ancora meglio nel mondo della musica, della conoscenza della musica, perché noi abbiamo detto che questo è un mondo di tradizione orale, quindi si rimanda per ascolto, ma è fondamentale anche capire che cosa stai suonando, quindi entrare dentro la conoscenza anche della musica attraverso quei codici che sono trascritti sul Il percorso. problema di fondo è un po' dei codici e degli schemi mentali. Diciamo che, allora, molto interessante questo discorso che ha fatto Ireneo, soprattutto sul fatto che lui ha lavorato operando in un regime che noi chiamiamo tecnicamente di oralità secondaria, cioè quello mediato sempre da un mezzo di registrazione. E questo perché? Perché ormai fa parte del nostro essere, mentre un tempo ovviamente i suonatori ragionavano molto spesso in regime di totale oralità, cioè quella che tecnicamente si chiama oralità primaria, che non ha alcuna aggancio con la scrittura, ancorché la scrittura e la musica. Attenzione, la scrittura è sempre quello che viene chiamato un pensiero zoppo, una cosa molto particolare, primo perché è legata a un ambito sensoriale che non è quello della musica, è un'altra cosa. Noi la musica la ascoltiamo con le orecchie, la scrittura la vediamo con gli occhi. La scrittura è la trasposizione, è un discorso anche molto complesso che sintetizzo molto brevemente, di quello che noi diciamo, di fonemi, di suoni, li proviamo a rappresentare. La scrittura musicale è un espediente molto imperfetto, è imperfettissimo. La scrittura musicale non dice assolutamente niente. E non parlo della musica di tradizione orale trasposta, la musica di Beethoven. La musica di Beethoven non è quella che leggiamo nello spartito, la musica di Beethoven è quella che un uomo in carne ed ossa, una donna in carne ed ossa, si mette al pianoforte e la rifà. Quella che c'è davanti è soltanto una traccia, una mera traccia grafica che ci dà soltanto due dimensioni, l'altezza dei suoni e il tempo. Tutto quello che c'è intorno, come si deve eseguire la musica, ci può dire anche che deve fare il pianoforte, mezzoforte, e com'è? Però questo non è oggettivo, sono tutti dati non oggettivi. Se voi prendete una partitura alla Traviata, leggete solo Violetta e una melodia, ma come deve essere cantata quella parte di Violetta non lo sappiamo. La potrei cantare come Amy Winehouse, la potrei cantare come Laura Pausini, la potrei cantare come Maria Callas. Ma perché la cantiamo come Maria Callas? Perché c'è una tradizione dietro, perché sappiamo che quello si canta in quel modo. E anche sul cantare in quel modo c'è molto da dire. Ecco, quindi
La scrittura è una cosa molto importante, sicuramente ci ha consentito per la prima volta di avere almeno una traccia di quella che era la musica, per esempio, del passato. Ci consente di scambiarcela perché è un codice condiviso, laddove è condiviso, e infatti non è un caso che gli strumenti amantici si portino dietro anche un qualche cosa che è legato alla scrittura, perché inizialmente cosa sono portati dietro gli strumenti amantici in Sardegna? Le musiche civili, il ballo civile, la triade ottocentesca, valzer, polka e mazurka, e poi il tango, al punto che questa roba entra in Sardegna e non si sa come gestire, addirittura Lilo Porco provava a fare, e i grandi maestri laonedes provavano a fare la mazurka con le laonedas, con i suoi pochissimi suoni. Quindi è una questione molto complessa. L'unico appunto che io posso fare, ripeto, l'unico forse dubbio, è un dubbio relativo, è che il fatto che l'idea di congelare in un pezzo chiuso, occhio, pezzo chiuso, la sonata in tre tempi, un pezzo chiuso, ha un inizio e una fine, un'opera ha un inizio e una fine, un'aria d'opera ha un inizio e una fine, doppia stanghetta. Un brano di musica da ballo, di tradizione orale, non ha fine, è un perpetuo costituito da delle frasi che vengono variamente ricombinate dalla testa e dalla tradizione, ma soprattutto dall'individuo, perché ogni suonatore, come ben sai, Ireneo non è, Paolo non è Sogliato, e ognuno di noi interpreta la tradizione, che per inciso, adesso faccio come un mio illustre maestro e collega, cioè, la tradizione non esiste. La tradizione è un concetto liquido, come identità, sono concetti liquidi. Se è quello che vogliamo noi la tradizione, siamo noi che scegliamo quello che ci arriva dal passato, lo setacciamo su sedazzo, no? Setacciamo, mica ci portiamo dietro tutto quello che ci arriva dalla tradizione, se no a questo punto saremmo ancora col carro a buoi oppure andare su Montonazzo a buttare la spazzatura. Cioè, capito? Sono concetti relativi, la tradizione è vita, la tradizione vive nella contemporaneità, vive in noi. E quindi tutti questi dati vanno comunque tenuti in conto. Il fatto di concentrare, di